È morta per soffocamento, è quanto ha stabilito l'autopsia sul corpo di Irina Bakal, la ventenne moldava uccisa dall'ex fidanzato, il 19enne Mila Savciuc, in un bosco di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. La giovane era in stato interessante, in grembo aveva un maschietto di 6 mesi, già completamente formato. Il ragazzo ha spezzato 2 vite. L'esame è stato eseguito all'ospedale Cafoncello di Treviso dal medico legale Alberto Furlanetto. Presenti i consulenti della procura e delle parti, per l'omicidio confesso Giulio Rolinzini, per la famiglia della vittima Alessandra Rossi. Il referto parla di asfissia meccanica violenta come causa del decesso, tutte le lesioni lo confermano. Il medico legale si è riservato però sulla ricostruzione della dinamica del delitto, da chiarire le altre ferite riscontrate sul cadavere, colpi inferti con una pietra, a questo punto non si sa se prima o dopo la morte. Tra un mese sarà depositata la perizia completa. La posizione di Mihail, che ha confessato di aver ucciso la ragazza strangolandola con un foulard, a questo punto si aggrava pesantemente.